Tutti i fiumi nascono da una goccia d'acqua. Questo è un fiume come dovrebbero essere tutti i fiumi in condizioni naturali. Questo è l'ultimo corridoio naturale, l'ultimo fiume selvaggio d'Europa. Ora sto ridiscendendo il tagliamento, che ha una personalità sua, non ha niente a che invidiare ai grandi fiumi che abbiamo visto, che sembrano più naturali di questo. Questo in realtà lo è ancora oggi ed è un fiume importante proprio per il fatto che trasporta, oltre a tutti i sedimenti, ai ciottoli, alla sabbia, trasporta vita, è un corridoio di vita naturale fino alla foce. Posso levarmi forse per un attimo il casco, perché qua è bello sentire anche il rumore del vento e dell'acqua mentre scendiamo con una canoa, con un mezzo ecologico. Dunque qui sarebbe fuori luogo qualsiasi altro mezzo e di fatto, essendo così poco profondo in queste zone, non possiamo sceglierne altri.